Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di Buongiorno di Marca, una puntata dedicata, come vedete, alla primavera del Prosecco Superiore, una rassegna, l'abbiamo detto tante volte, lo ricordiamo, di 15 mostre dedicata al vino con le bollicine, una rassegna che si costruisce sul territorio di Conegliano Valdobbiadene, il territorio della DOCG del Prosecco. Una rassegna che si è evoluta, è arrivata alla 19ª edizione con tante novità, tanti eventi collaterali, quindi non solo vino. In particolare nelle scorse settimane vi abbiamo parlato delle collaborazioni a livello culturale, artistico che la Primavera del Prosecco ha sviluppato in questa sua 19ª edizione. Vi abbiamo parlato nella fattispecie della collaborazione con il Museo Canova e con la mostra Un Cinquecento Inquieto che è ospitata a Palazzo Sarcinelli quest'anno, ed entriamo nell'argomento specifico di questa puntata. Quest'anno si è rafforzato, si è rinnovato in maniera ancora più forte la collaborazione con un'altra importante manifestazione, il Festival Musicale Concerti d'Altamarca, giunto alla 23ª edizione, e sono con il direttore artistico del festival, Francesco De Zan. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Allora, cominciamo a parlare di questa collaborazione speciale tra Prosecco e musica. Intanto, che cos'è il Festival Concerti d'Altamarca? Come è nato? Il festival è nato appunto 23 anni fa, nel 91, da una mia idea proposta all'Abbazia di Follina, ai frati, al priore. Io sono pianista, però ho sempre avuto la passione anche di dedicarmi alla direzione artistica, inventarmi formule, coinvolgere amici musicisti. Quindi nel 91 abbiamo iniziato con 4 concerti nell'antico refettorio dell'Abbazia e di anno in anno si sono aggiunte nuove location, perché abbiamo pensato di formulare il festival come abbazie, ville e castelli sulle colline del Prosecco. Quindi abbiamo sempre cercato ville venete, castelli, appunto chiese, chiesette, abbazie, perché si potesse unire l'aspetto visivo, architettonico, paesaggistico con l'elemento musicale, artistico dei musicisti che dall'Italia e anche da tutto il mondo negli anni si sono succeduti. Quindi un mix fra le bellezze da vedere e quelle da ascoltare in un certo senso. E anche da gustare, possiamo dire. Adesso, esatto, grazie a questa speciale collaborazione con la Primavera del Prosecco, allora ci dici quali sono le novità, perché voi avete cominciato l'anno scorso a collaborare con Umpli Treviso, che è il comitato del Proloco provinciale che organizza la Primavera del Prosecco. Certo. Ci spieghi quali sono, come è nata questa collaborazione e quali sono le novità di quest'anno? Sì, diciamo che negli anni il mondo del vino ci è stato vicino, perché abbiamo avuto anche dei produttori vinicoli che ci hanno sponsorizzato e ci hanno sostenuto negli anni, e poi conoscendo appunto le Proloco, Giovanni Follador, Bertilla della Primavera del Prosecco, e così ci si incontrava ai concerti, e io ho proposto: ma perché non l'anno scorso, perché non facciamo un brindisi offerto alla Primavera del Prosecco alla fine di ogni concerto, così almeno gli spettatori possono anche brindare insieme agli artisti, un momento conviviale che corona al meglio queste serate. Visto che sono andate particolarmente bene, prima nella preparazione delle 2 manifestazioni abbiamo pensato di collegarle in maniera ancora più stretta, nel senso che, visto che siamo sullo stesso territorio, che abbiamo un interesse a offrire un prodotto che serva anche al turismo enoculturale, enogastronomico sulle colline trevigiane, mi hanno chiesto di cercare di anticipare l'inizio, perché noi ogni anno facevamo il festival in giugno all'incirca. Quest'anno hanno detto: proviamo a iniziare prima, appunto in primavera, cercando di seguire le varie mostre del Prosecco, posizionando i primi concerti durante le mostre. Quindi, per dire, se c'è una mostra a Vidor, cerchiamo un posto dove c'è il concerto a Vidor, a Conegliano facciamo una collaborazione con Palazzo Sarcinelli, ma poi approfondiamo magari ciascuna... No, giustamente. Allora, dato che ormai ci hai messo la collina in bocca, insomma, ci vuoi dire quali sono magari i prossimi appuntamenti? Sì, abbiamo iniziato i primi di aprile, ormai siamo a poco meno di metà del festival. I prossimi appuntamenti sono a Castelbrando il 16 maggio
e c'è una cantante coneglianese molto conosciuta, Roberta Canzian, che ormai canta in tutti i teatri del mondo ed è una mia carissima amica, e si esibirà appunto in un recital con pianoforte a Castelbrando e sarà accompagnata dal pianista Riccardo Bozzolo, che è anche lui un pianista bravissimo, giovane, ma ha già vinto molti concorsi. E quindi Castelbrando ci ha sempre anche sostenuto come sponsor, perché ci dà una mano con le camere, cioè si cerca di trovare anche sul territorio degli imprenditori sensibili che possono sostenerci. Va detto, perché prima l'ho dimenticato, che Concerti d'Alta Marca è sostenuto da sempre da Regione Veneto, Provincia di Treviso e le varie amministrazioni che le ospitano, e anche Banca Prealpi da anni ci dà una mano notevole, perché altrimenti non si riesce a tirare avanti. Quindi dopo il concerto del 16 maggio, la settimana successiva, siamo all'auditorium della Banca Prealpi e il concerto in quel caso sarà ad ingresso gratuito, perché la banca vuole appunto ampliare la platea degli spettatori. Il 31 maggio è una data molto interessante perché c'è un'apertura straordinaria della mostra in serale, e quindi ci sarà un biglietto cumulativo ridotto che comprende la visita alla mostra dalle 19:30 in poi un aperitivo offerto appunto dalla mostra del Prosecco di Conegliano e il concerto nell'androne di Palazzo Sarcinelli, quindi una serata in cui ancora di più si mescola l'arte ad altissimi livelli, perché questa è una mostra, ho visto all'aeroporto di Venezia, tappezzata dalla pubblicità della mostra Un 500 inquieto, quindi è sicuramente uno degli eventi più importanti e siamo onorati di poter collaborare. Effettivamente sì, anche la mostra Un 500 inquieto è un'altra di queste manifestazioni che rendono onore poi e descrivono un territorio. Esatto. Che è quello che fate anche voi con questa rassegna. Allora, ricordiamo il Concerti d'Alta Marca, 23esimo Festival delle Colline Trevigiane fino al 27 giugno, 11 comuni coinvolti. Una domanda da direttore artistico: qual è la musica che proponete? Diciamo che storicamente abbiamo sempre proposto musica classica, nel senso la grande musica, poi chiaramente c'è la musica lirica, negli ultimi anni abbiamo anche, sempre puntando alla qualità degli interpreti, siamo andati anche su musica un po' più estiva, diciamo come Piazzolla, oppure musica che può arrivare anche a sconfinare con il jazz, le famose Contaminazioni, che tra l'altro è anche il tema di Rete 20 di Treviso quest'anno, contaminazione creativa, e quindi ci siamo proprio sbizzarriti nel proporre programmi sempre diversi in modo che il pubblico possa anche sentire, diciamo, generi musicali diversi. Siamo anche molto contenti di avere quest'anno in alcuni dei concerti musicisti molto conosciuti come Bruno Canino, pianista famosissimo italiano, e anche Francesco Manara, il primo violino del Teatro alla Scala, che suonerà con me a Follina il 22 giugno. Quindi anche per gli appassionati della musica classica, proprio quella che poi va nei teatri importanti in Italia, riusciamo ad avere anche questi nomi sul territorio. Questi nomi veramente eccellenti. Esatto. Allora, vi abbiamo cercato di dare alcuni motivi per cui non perdervi questa bella rassegna musicale. Vogliamo darne un altro importante, perché bisogna dire poi anche come si accede a questi concerti, biglietto d'ingresso, certo, e sì. Soprattutto perché conviene in particolar modo a chi partecipa alle mostre della Primavera del Sì, Prosecco. abbiamo pensato quest'anno di ridurre rispetto agli anni scorsi il biglietto d'ingresso, anche per, diciamo, affrontare un po' la crisi economica che c'è, e soprattutto abbiamo ampliato le riduzioni. Ci sono riduzioni, i bambini fino a 12 anni non pagano, se accompagnati dai genitori ovviamente, poi fino a 25 anni pagano il biglietto ridotto a 7 euro, oltre i 70 anni, e anche i visitatori delle mostre del Prosecco avranno appunto l'ingresso ridotto. Nel caso di Conegliano facciamo un'ulteriore riduzione, nel senso che ci sarà il biglietto cumulativo a 10 euro che comprende visita alla mostra, concerto e la fruizione dell'aperitivo offerto. Quindi diciamo prezzi molto accessibili, vista anche la qualità delle proposte soprattutto. E c'è compreso nel prezzo un calice di Prosecco? Ah beh, no? assolutamente sì. Giustamente non poteva... Anche due se uno ce la fa, se lo regge.
Bene, allora io ringrazio Francesco De Zan, direttore artistico di Concerti d'Alta Marca, e complimenti per questa bella collaborazione, è veramente una sinergia, potremmo dire una simbiosi naturale, Certo, quella speriamo tra... appunto che nei prossimi anni possa svilupparsi e migliorare alcuni aspetti logistici che ovviamente vanno perfezionati per favorire una maggiore partecipazione del pubblico, anche magari turisti, stranieri. E certamente, speriamo e ve lo auguriamo, perché poi è anche una bella armonia quella che si crea tra territorio, prosecco e musica e arte in generale, possiamo dire. Bene, allora abbiamo direi esaurito l'argomento di questa puntata di Buongiorno di Marca, vi abbiamo parlato appunto del Festival Concerti d'Alta Marca, eventualmente come sempre per consultare, per avere ulteriori informazioni in merito a questa rassegna e tutto ciò che riguarda il mondo Primavera del Prosecco, c'è il sito www.primaveradelprosecco.it. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi rimandiamo alla prossima puntata per nuove novità e aggiornamenti sulla Primavera del Prosecco Superiore 2014.